Carmen, Carmen, tu solo non mi basta, ma ce ne vanno tre. Carmen, Carmen, io sono che buona pasta, va contenta tutte e tre. Carmen, Carmen, io non faccio apposta e tu che stai a sapere. Carmen, Carmen, ma tenga capa tosto, tosto, tosto con macchina. Buonasera Cerra! Buonasera casa! Ah! Grazie! Oh, chissà come si è fatta picchia! Oh, chissà come si è fatta ghiatta! Oh, chi sta perso tutte le capine! Però è sempre vista, meno male! No, che poi... Scusate, ci potremmo fare un selfie? No! Noi ci vedremo quasi ogni momento, ma chi sto fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere, se non ritratto tu non posso avere. Prima quando l'uomo entrava in casa, quando il capofamiglia entrava in casa, silenzio. Non poteva volare una mosca, la mamma diceva vicino ai piccoli, adesso che sale papà mi raccomando, fai silenzio, può darsi che è nervoso al lavoro. Allora i figli appena entrava papà portavano le pantofole, portavano le cose. Oggi invece no. Ce l'ho qui, rapice la porta, sta saliendo scemi i patati. Per esempio come mia moglie che stamattina è venuta tutta carina, mi ha detto, amore, dimmi una sola parola che mi manda in paradiso. Accidati. Roio, figlia mia. E chi sa per me se mettere roio, figlia mia? No, non esiste proprio mamma, mo rimane mamma viene a scuola per parlare con i professori. E il giorno dopo, la povera, grazie. La povera signora si arma quasi letteralmente e va a scuola e comincia a battere un bidello presi dai professori. Allora sto professore Esposito, che mi se dove io figlio mia, allora sto professore, madonna mia, coi brutto. Professore, voi avete pigliato l'antipatica a figlia, ma che sembra che è la canzone. Professore, ogni giorno sta 5 ore che la capo in coppia di libri, ma sta dormendo però che la capo in coppia di libri. Professore, perché avete messo tu a mio figlio, signore? Chi la terza liceo a 16 anni sul compito di italiano ha scritto ho cascato. Professore, ma avete ragione. Ma come mamma si scrive ho cascato? Si scrive ho inciampato. Boh, mamma, ho cascato, ho inciampato, sempre a terra ho andato e fronte mi ho ciaccato. Signor, ci ho fatto le domande più stupide. Giacomino, tu dove abiti? A Piazza Garibaldi. E chi è Garibaldi? O padrone della piazza. Papà, tengo il compito di letteratura. Dice a papà, dice, perché Dante Alighieri paragonava la donna ad un miracolo? Perché non conosceva mamma da belle papà. Vai! Solo in fondo al cuore ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho, cercando te, sognando te, che più non ho, cercando te, sognando te, che più non ho. Mauro Seraponte alla tromba, Giovanni Crispino alla tastiera e Luca De Rosa alla batteria. Bene.
Che poi la cosa bella negli ospedali, no? È quando tu stai sul letto di dolore che ti... No, Signore mio, ma perché tanta gente proprio a me? Cioè, non è che ti va pigliato, però dico perché sono caduto che tengo un sacco di cose a fare, ne è venuto e butte proprio... Senti una voce, guai io mi sono distratto, non è colpa mia. Dio, ma sei tu? Dio, ma come ti sei distratto? Ma tu non stai in cielo, in terra, in ogni luogo? Guai io una volta, ma tu hai capito quando si paventasse, cangò? In cielo, in terra, in ogni luogo, oh! Per me... Pasqua, ja, simile fa sta cosa, fa meglio. Ja, dico che già ci pigliate gusto, ok. Si proprio me la fa. Ma non si fa. Che poi vi devo dire la verità. Sarà perché ci sono molte leggende metropolitane, sarà perché hanno costruito troppa malizia intorno a questa cosa, ma che faccio dire? Al finale, o Clister è una cagata. Tinte e farine, tutte farmaciste. La vecchia camomilla ha dato il posto alle palline glicida, fosfato, bramo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalche, semeline, cataplasma e semoline, una gustata fiorentina, mortadella, due panine, con un mezzo di trevine, un caffè con caffeina, grammi 003. Uè, pigliare una pastiglia, senta a me, pigliare 3 pastiglie, pigliare 4... Volevo finale, no? Perché è uno spettacolo che si fa guardare con grande attenzione e che scorre bello liscio, come piace a noi, vedi, senza noia, senza niente. Quindi se voi siete d'accordo con me, io vorrei almeno fino a questo punto tributare un applauso al nostro Ottavio. La cosa che mi ha colpito di questo spettacolo sino ad ora è che lui è riuscito ad unire il passato dello spettacolo con il presente, uno spettacolo abbastanza moderno, è riuscito a creare un connubio tra quella che è diciamo la modernità del palco con quello che è appunto il passato di chi fa un lavoro come il nostro. È anche vero che lo spettacolo, come lui iniziava, è un po' la proiezione della nostra vita. Per ridere, quando si tratta di uno spettacolo comico, bisogna effettivamente prendere in esempio le cose che fanno parte della nostra vita di tutti i giorni. نسم أغنى ما جيت يبقى خلم لا خيرش تبقى من قال لا قشري لا بوش لا حقني هل من بيما خل من قلين ما لك ما لك ما هل قلم له هلك ما خلق هلك ما قال لك No, Hashi. هلك ما لك خلي ما قال هل ما قال فيني هايسن يبقى يسدو طمنا مني Oh, è la similitudine tra l'arabo e il napoletano e perché tu non dire sono panzo a chiamarti a quest'ora di notte. com'è bello, com'è bello. Hashi Evolution. Com'è bello, com'è bello. Hashi Evolution. Luca Teve. Voglio bene! Hashi Evolution. Luca è bello, Luca è bello. Ottavio Chilagre! Che dici, bella di papà, se noi... papà, ma tu che vuoi? Scialla! Ma perché non sto anche più? No! Talla! Papà, fammi respirare! Fammi vivere! Papà, io ci sto qui a te caga, papà, per piacere! Ah, lasciami vivere i miei spazi! La mia gioventù è passata l'anno della regressione! Papà, stasera esco con innamorata mia. Ma perché ti sei fidanzata? Amo, papà. E mamma lo sa. Lo sa. E a che ora esci? Papà, alle 10.
Come, tu esci alle 10? E 10 da pista ritirare, perché esci alle 10? No, papà, è chi l'accompagna la figlia a casa e poi mi viene a pigliare. Per trascorrere mezz'ora di piacere. Sì, piacere, sono... Piacere. Sì, piacere, sono tali... Piacere. Sì, non è a stringno proprio perché 2 ore e 51 minuti, insomma, arriviamo a Da poco... quanto tempo? Wow, parito breve di me. Signore, è da un po' che non... Come sei vestito? Io tengo una camicia, cioè, non pensavo che faceva la differenza, capito? Sai che mi manca la camicetta. È capace a cattare, signori, scusate. Sento un E brivido. giù dalla finestra, perché sai, questi periodi un po' fa caldo, un po' fa freddo, l'aria... Prendimi. Ma perché state carente, signor? Fammi sentire lo stallone. Adriano! Dove? Conosci il 69? Come? Io tram che passa te mattina fuori la villa come una riesta, c'è una piccerella che è ruciuliata e la busta latte intera, tutto sporchelato, tutto per mano si è fermato pure contro l'oretto. Ma che state creando, loco da rete? Esatto. Sì. La tua dolcezza mi fa morire. Signor, perché ti do diabete? Dimmi qualcosa di dolce. Zuppa inglese? No, No, aspetta. ancora. Un minuto. Babà! Adesso sì. Poi io babà ci piace. Quella è la forma che fa la differenza. Signor, stanno un amico mio che fa certi babè che sta a posto, sì che... Ondeggia sul mio corpo. No, sì, non ci capito che... Non la faccio fare, ma... Fammi male. Signor, perché non faccio male alla mosca? Dimmi tutto quello che vuoi. Arrabbiati. Ma perché? Ma io ho chiamato per stare un po' tranquilla, mica perché mi voglio inguardare pure con voi, se no io llevo con mia moglie, no? Spogliati. Sì, aspetta, ma questa è bella... no. Togliti i pantaloni e pensa che lo faccio io. No, che c'è sta a nonna mia che è una poco cercata, ma sul bottone tecnico, cioè, allora mo sei scassata poco la zippa, che non sa pasce e manca sa izza. Prova, aspetta. Sei nudo? No, è un minuto. Sei pronto? Ah, che cosa? Un minuto. Pronto? No, quasi. Allora, Pronto? ma che la linea? Adesso cavalca. Che già fa? Cavalca. Ti piace? Bravo. Grazie. Non sei stanco. Sì, ma che c'è essere stanco ancora a Giafanini? Signor, qua chiama È perché... stato un piacere. Sì, signor, pure per me, ma quando è che voi ci mettete la carra puggiata, ammascate, che non si capisce niente più, tutto surate che... Signor, ma maniche signori, dei tanta gente, proprio a me mi avete domandato. Comunque, signor, andate la lingua, andate sempre dritti. Non la prima pipì, non la seconda pipì, la terza piazza è piazza Carlo III. Vabbè, giovanotte, eh? Aspetta, ma mi ho domanda una volta, sì. Scusate, giovanotte, ma come avete detto? Che fa apposta? Signor, allora andate sempre diritti. Non la prima pipì, non la seconda pipì. La terza piazza è piazza Carlo III. Vabbè, giovanotte, eh? Aspetta, ma mi ho domanda una volta. Scusate, giovanotte, ma come avete detto? Signor, andate sempre diritti, non la prima pipì, non la seconda pipì, la terza piazza è piazza Cacacà, è piazza Carlo III, ma avete capito? Giovanò, io avevo capito già la prima volta, quella è mia figlia che dice, mamma, come dice bella, fa 12 Natale. Mi diverto nella mia strattezza e canto solo per chi ride e apprezza, mi consolo nella mia astrazione e di un pensiero ci faccio una canzone. Che viene appresso a te, Filumè, un signore strabico, se l'ingoccia spasima, spara a te, spara a me, spara pure a chi lulla. Son geloso e lo sai ben, Filumè, che mi mangia il fegato,
A Chiangià non me ne andrò, ma la cura non la fo, per dispetto mangerò fegatini di cosciò, uova dure, meglio si già pizza bella che accampar senza il tuo amor. Quando piove senza ombrello prendo pure un raffreddore. Come vedi il dado è tratto, non mi importi che già fa, tenga scappia in una gratta e mi muore in una gratta. Filumè, sono un uomo e non sono un marmocchio. Filumè, se ti guardo per colle sconocchio. Filumè, se sconocchio per colle sconocchio soltanto per te. Filumè, se sconocchio per colle sconocchio soltanto per te. Filumè, se sconocchio per colle sconocchio soltanto per te. Filumè. Buonasera. Stavo fana foto, io mi fratello faccio sciunami. Io metto a fuoco e tanto, tu sei venuta già, fatta va